per come si era messa per noi è un punto che vale oro. Diciamo che la partita è stata un tempo per la Rotellistica, un tempo per noi. Faccio i complimenti ai ragazzi a Rotellistica perché sono entrati col piglio giusto e hanno fatto una partita gagliarda senza mollare un centimetro. Poi alla fine penso nel secondo tempo ci siamo un po' riassettati, abbiamo messo la testa a posto, abbiamo cercato di fare quelle cose che facciamo in allenamento e alla fine diciamo, il risultato del pareggio penso ci stia. Assolutamente d'accordo, anche perché insomma eravate usciti fine del primo tempo un po' nervosetti, siete rientrati proprio completamente cambiati, avete ritrovato anche un equilibrio globale, ecco, di panchina. Sì, sai, nella nostra squadra ci sono alcuni giocatori esperti, altri un po' meno e diciamo che ci siamo un po', come ho detto prima, riassettati, ci siamo calmati soprattutto perché eravamo molto agitati e probabilmente sentivamo un po' la partita e niente, sono contento perché comunque veniamo da una partita sospesa a fine primo tempo, una settimana un po' così dove non si sapeva il risultato, se ce lo convalidavano o meno e anche gli allenamenti sono andati in una certa maniera e niente, venire qua con una diretta candidata alla promozione e recuperare il risultato all'ultimo penso sia una prova di carattere, di squadra e ci fa affrontare la prossima partita con fiducia.